Amici bellini, buongiorno, buon lunedì. Questo è un video che viene a pendice, no, come si dice? Viene a margine, insomma, il post partita che noi abbiamo fatto ieri sera live lo riassumiamo con un mini editoriale perché ci siamo divertiti. Io credo che ci siamo divertiti, non so cosa ne pensate voi. Cominciamo, dai. È letteralmente immarcabile. Se la vedeva tutti. E insomma, il Napoli affronta questa partita che era delicata, non dobbiamo sottovalutare mai nessun avversario, però io dissi agli amici del gruppo Telegram, a proposito, vi siete iscritti al canale Telegram sotto? Unitevi, stiamo aumentando, così sapete sempre le notifiche anche quando vado nelle live, nelle altre piattaforme che non si dice, però ci stiamo divertendo anche da altre parti dove mi sento anche un po' più free. Detto questo, avete lasciato il like? Sì. Detto questo, insomma, gli occhiali del bel gioco sono tornati, ci siamo divertiti, il Napoli approccia bene la gara questa volta, mi è piaciuto l'approccio, io sto ascoltando un pochino altri commenti, le televisioni, eccetera, eccetera. Io non sono d'accordo con nessuno, non mi piace. Alcuni che ritengo anche dei punti fermi fondamentali del giornalismo napoletano dicono certe cose che non mi ci ritrovo, quindi ecco perché io chiedo sempre a voi il commento, chiedo sempre un confronto perché il calcio è bello anche per questo, vediamo cose diverse e oggi diamo un pochino anche i voti e vediamo se ci troviamo, se abbiamo visto più o meno la stessa partita, poi il voto può cambiare, ma è importante la spiegazione del perché del voto. Il Crotone non è da sottovalutare, il Crotone ricordiamo che ha fermato la Juventus, ha fermato il Torino. Ora, fermare il Torino non mi sembra un granché, ma fermare la Juventus bisogna essere in palla, a meno che poi non è stata la Juventus che ha sbagliato la partita, non lo so, ma bisogna ammettere che io ero un pochino preoccupato, ma dissi agli amici dobbiamo vincere 6-0. Non abbiamo vinto 6-0, ma 4-0 me lo tengo bello stretto. Ed ecco che dobbiamo affrontare il come è arrivato questo 4-0. Gattuso decide di tornare al 4-2-3-1, ma è un 4-2-3-1 un attimo diverso, perché quando c'è Zielinski è più flessibile, è più fluido, ecco, Valero Fluido, è più fluido. Il 4-2-3-1 Zielinski semplicemente incarna il ruolo del trequartista in maniera perfetta, perché sa quando venire più giù tra i centrocampisti a prendersi palla, ha uno strappo e ha anche un dribbling secco, no? Il tunnel che fa l'avversario dopo il controllo orientato che poi lancia il primo gol di Insigne è una perla, è proprio racchiude tutte le sue caratteristiche di sveltezza, eccetera, eccetera. È quello che vogliamo vedere anche da Mertens. Ma Zelinski lo fa meglio, bisogna dirlo. In questo momento è il migliore di quel ruolo e ti permette anche una certa flessibilità. Quindi Gattuso ritorna e ci spiega praticamente con la partita che il modulo sì è importante per certi giocatori specialmente che hanno determinate caratteristiche, ma alla fine tutto sta nell'approccio, nell'applicazione, nel sacrificio collettivo, nel saper coprire il compagno quando si perde palla, nel saper anche soffrire perché nel primo tempo il Crotone un qualche preoccupazione ce l'ha data, Gattuso lo ha detto, ricordiamo la parata di Ospina, ricordiamo che loro hanno tenuto bene anche il pallone, c'era un 51% di possesso palla, insomma il Napoli si è dovuto guardare da un Crotone che un tempo resiste, poi nel secondo, con l'espulsione giustissima, ovviamente devono fare di necessità virtù, non riescono più a ripartire, il Napoli si prende il pallone, la fa girare bene e il giro palla non sembra nemmeno più tanto lento, non sembra stucchevole, mi sembra per la proposizione, no? È un giro palla che serve a far stancare gli avversari che si sfiancano, che perdono un pochino le posizioni, le distanze ed ecco che vengono fuori le qualità dei nostri. Lozano che attacca la profondità con l'assist di Insigne, dopodiché c'è una girandola di sostituzioni, entra il buon Mertens che distribuisce altri due assist. Uno
per il grandioso Diego Demme, che vabbè, io arrizzo, ma perché Diego Demme rappresenta il giocatore operaio, rappresenta il giocatore che non ha la qualità dettata dal Signore, perché il talento, eccetera, eccetera, è l'applicazione, l'impegno e la velocità di pensiero, la velocità nello scalare anche sulle fasce, veramente tantissima roba. Diego Demme merita il gol, merita la soddisfazione doppia. E poi c'è anche il gol di Petagna, che noi consideriamo sempre come nostro terzo attaccante, un terzo attaccante di lusso, che sbaglia un gol dove tira forte addosso al portiere nel primo tempo, sì, però se la trova poi sul destro ed è al secondo gol di destro, lui che è tutto mancino, alle volte meglio tirare col piede sbagliato che non con il piede tuo dove la tiri bene, a volte tirala male e vedi che il portiere non ci arriva. Diamo un pochino i numeri, per me Ospina si prende 7 perché la parata che fa è importante quando ricevi un tiro e lo pari, ecco che hai evitato la siringa, è importantissima, e poi anche quando viene stimolato dai compagni nel giocare coi piedi ti dà più tranquillità. A me Maretti io lo voglio bene, però non c'è niente da dire purtroppo. Di Lorenzo gli do un 6, non mi è sembrato insufficiente, forse se vogliamo trovare il peggiore possiamo dire il peggiore, ma ha l'attenuante, ragazzi, che sta giocando troppo, deve riposarsi anche lui. Ma qui ci dicono che ha avuto un risentimento, per questo non è stato convocato. Dobbiamo vederlo, dobbiamo aspettare il recupero di Malqui e il recupero di Yusai, perché Di Lorenzo deve ancora tirare la carretta, visto che non abbiamo altri terzini destri. Manolas gli voglio dare 6 più, perché 6 più significa che è un giocatore che sta tenendo meno la palla, sta facendo passaggi più semplici e più immediati, bene. Poi in fase difensiva è stato anche insomma chiamato poco in causa. Do 6 meno a Koulibaly, anche se ha giocato bene, a volte anche più vistoso, più bello da vedere di Manolas, però quella munizione mi è sembrata un po' di distrazione, di presunzione nel primo tempo, ed è una cosa grave. Anche lui meritava un turno di riposo che non si vedrà, non si vedrà. Mario Rui do 6, alcune cose pregevoli, altre meno, complessivamente 6. I due centrocampisti, Bakayoko si prende 6,5, si addormenta solo mezza volta nel secondo tempo, ma poi la recupera dopo aver perso palla e rilancia poi con un lancio che da lui mi sorprende, un rilancio che poi, se non mi sbaglio, finisce pure in gol. La devo rivedere, ma 6,5 è ben pagato. E a Demme, permettetemi, io do 8, se volete dare qualcosa in meno a Demme litighiamo. Perché 8? Perché tutta la squadra gira intorno a lui, perché ti fa sentire sicuro, non sta nemmeno prendendo ammonizioni stupide che prima prendeva, si sta controllando, e poi segna pure 8, si prende 8. Si prende 7,5 Lozano, che tiene la difesa sempre impegnata, perché scappa da dietro, perché gli devi fare fallo, perché si procura ammonizioni e va bene, e segna pure miglior marcatore del Napoli al momento con 5 gol. Dopodiché Zielinski si piglia anche lui 7,5. 7,5 perché magari non segna, però io lo considero un assist quello che lui consegna ad Insigne nel primo tempo, e lega bene i reparti, gli strappi, le cose belle di Zielinski le abbiamo viste. Ad Insigne do 8 perché sblocca la partita, perché oltre al gol, che è roba sua, dispensa anche assist. L'assist per Lozano è la solita sua invenzione, la sua perla, e anche perché alcuni che si divertono a venire ad insultare Insigne e a dire che Insigne è il problema del Napoli, poi quando fa queste partite non dicono niente. Venite sul canale e ditelo, però oggi Insigne ha giocato bene, continua a non piacermi, ma oggi ha giocato bene. Perché non lo dite? Vi fa così male, vi siete così fissati che Insigne è il male del Napoli, che non riuscite ad ammettere nemmeno quando gioca bene, e fate silenzio, vi allontanate. Venite, che io vi accolgo, non c'è problema. E a Petagna gli voglio dare 7, perché comunque segna, perché si batte come un dannato, perché quello è il suo gioco, è fatto di sponde, di mazzate, di movimenti anche macchinosi, ma che comunque, quando sei punta centrale di un 4-2-3-1, devi vedertela anche da solo contro molti difensori. Petagna lo ha fatto. Il 7 di incoraggiamento è un voto generoso, ma comunque va in gol, ed è importante andare in gol, perché questo è un attacco. Ma se Osimhen non torna in fretta,
e ci dobbiamo affidare a Petagna, assolutamente. Menzione speciale a Mertens che entra bene da trequartista un po' dappertutto, bello fresco e dispensa 2 assist. E a Gattuso diamo un 6,5, non gli do 7 perché credo che come formazione di partenza avrebbe dovuto far riposare almeno Koulibaly. Non dico Insigne, su Insigne, caro Rino, hai avuto ragione tu, ma Koulibaly poteva riposare, ma qui a capito, non ci sta, e Ramani e Isusai sono ancora indisponibili, va bene. Le sostituzioni, tutto ok, speriamo di arrivare con il Real Sociedad belli freschi, perché sarà una partita importantissima, tostissima, e ne parleremo anche live. Adesso metto in contatto con Moschella, esperto di calcio spagnolo, e vedo di portarvelo live, perché è importante, facciamo approfondimento in questo canale. Siamo arrivati a 4.000, lo sapete a 5.000 cosa succede? Ve lo dice dopo un cretino da New York, Valerio Fluido è tutto, mentre poi... Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.